La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, Dio ricco di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte del suo Figlio, ci fa il dono della conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, e pregate per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Ester. In quei giorni la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, in preda allo spavento per l'imminente pericolo di morte. Prostrata a terra, insieme con le sue ancelle, dal mattino alla sera pregava dicendo: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, benedetto sei tu. A me, Signore, sola e senza difesa fuori di te, porgi il tuo aiuto, perché il pericolo sta per raggiungermi. Dai libri dei miei antenati ho appreso che tu, Signore, liberi quanti in te si compiacciono sino alla fine. Ora accorri in mio aiuto, perché sono sola e non ho nessun altro che te, Signore mio Dio. Liberami dalle mani dei nostri nemici. Muta in esultanza il nostro lutto e in salvezza i nostri dolori. Fa sì, o Dio, che servano di esempio coloro che insorgono contro la tua eredità. Signore, mostrati, manifestati, o Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme questo versetto responsoriale. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Del Signore di generazione in generazione. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. La misericordia del Signore di generazione in generazione. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. La misericordia del Signore di generazione in generazione. In piedi.
glorificato il Cristo Redentore. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, siamo giunti numerosi dai comuni della forania di Padula Montesano, della nostra diocesi di Teggiano Policastro. Siete accompagnati dai parroci, ai quali va il mio saluto e il mio ringraziamento per questo momento di gioia e di fede, dai rappresentanti delle istituzioni civili, scolastiche, i dirigenti, i sindaci, grazie di cuore. Abbiamo camminato per ore sotto lo sguardo materno della Beata Vergine Maria, Maria Santissima delle Nevi. Ci ha accompagnato, ci ha seguito, ci ha preceduto. Abbiamo camminato sotto lo sguardo dei santi patroni, San Michele, San Giovanni Battista, ma soprattutto abbiamo custodito nel cuore il desiderio di sperimentare la misericordia di Dio, attraversando la porta della misericordia. Papa Francesco questa mattina ci ha accolti con una catechesi sulla misericordia e ci ha ripetuto con insistenza la parola di Gesù: misericordia io voglio e non sacrifici. Non sono venuto per i sani ma per i malati. Non sono venuto per quelli che già credono di essere giusti, ma per i peccatori, e per indicare loro
la via della salvezza. La misericordia è il progetto, il volto, il messaggio del Vangelo, che diventa per ciascuno di noi invito alla conversione. E Papa Francesco ci ha ricordato che alle spalle dei santi c'è sempre un passato glorioso, ma ci ha detto ancora che dinanzi a noi poveri peccatori c'è un futuro di misericordia. E per questo siamo qui, per essere commensali accanto a Gesù. Anche questa sera per noi risuonano le parole di misericordia. Oggi voglio fermarmi a casa tua. Sono le parole di Gesù. E qui accanto alla Beata Vergine Maria, Madre e Regina della Misericordia, sperimentiamo che cosa significa un mondo che può sentirsi ricco di tante cose materiali, che significa avere una mensa imbandita ma sulla quale manca il vino, è un simbolismo. Un mondo che possiede tante cose ma che non ha la bellezza della solidarietà, della gioia, dell'accoglienza, della riconciliazione, del perdono. È un mondo triste, una mensa senza il vino è povera di tutto, può avere tante altre cose, ma se non ha la gioia la festa non ha significato. Per riconquistare questa gioia, per ridare al mondo il significato vero, bisogna rivivere le parole del Vangelo. Fate quello che mio figlio vi dirà. E che ci dice Gesù? Gesù ci parla di amare il prossimo come noi stessi, di porgere l'altra guancia, di incamminarci con chi ci chiede un tratto di strada insieme. Fare e vivere le parole del Vangelo significa riconquistare la gioia e la bellezza della misericordia. Abbiamo attraversato la porta della misericordia pregando il simbolo degli Apostoli, il credo, e lo diremo anche insieme dopo, ma soprattutto perché abbiamo deciso di percorrere un cammino di futuro fatto di riconciliazione e gioia. La Beata Vergine Maria che ci indica questo percorso anche ci sostiene, ci accompagna, ci rialza nelle nostre cadute e ci addita il futuro della nostra gioia. Fate quello che Gesù vi dirà. Gesù continua a parlare al nostro cuore e noi con umiltà accogliamo l'invito della Madre sua e gustiamo la bellezza e la grazia benedicente di Dio che ci dona misericordia e pace. Torneremo a casa, parleremo della gioia di questa giornata, ma dobbiamo diventare soprattutto strumenti e testimoni della misericordia di Dio che ci ha salvati. Sia lodato Gesù e Maria. Cari fratelli, in questo luogo, centro della cristianità, la tomba del primo degli apostoli Pietro, vogliamo rinnovare la fede in segno di convinta adesione al Vangelo di Gesù Cristo e all'amore di Dio. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa
sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Gesù ci invita a fare l'esperienza della fede come visione, come esperienze di vita. Chiediamo di poterle seguire con gioia dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché i missionari e gli evangelizzatori siano sostenuti dalla grazia dello Spirito per superare ogni persecuzione e difficoltà, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i persecutori della fede cristiana si ravvedano e scoprano la potenza di speranza e di progresso del messaggio evangelico, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i cristiani separati nelle varie chiese o confessioni ritrovino l'unità della fede attraverso l'esperienza autentica del Cristo del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la nostra comunità parrocchiale abbia a cuore specialmente gli ultimi e dia visibile testimonianza che Dio ha per tutti i progetti di bontà e di salvezza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché noi qui presenti, saziati così spesso dal pane di vita eterna, possiamo sperimentare l'attrazione del Padre che ci ama, preghiamo. Ascoltaci, Signore. In un attimo di silenzio presentiamo al Signore le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi custodisce nel cuore. Padre misericordioso, che sazi col pane della vita eterna coloro che attrai per affidarli a Cristo, rendici degni di vedere il tuo Figlio, perché credendo in Lui abbiamo parte alla resurrezione finale per Cristo nostro Signore. Ai tutti
esperta della tua benevolenza, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. La Madre di Misericordia, sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati. La dispensatrice di grazia, che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ti porti, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia dei figli diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Padre buono, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita, di godere sempre della sua protezione, poiché in lei ci hai dato una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione vogliamo compiere il gesto che ci ha chiesto Papa Francesco, donando una splendida corona da mettere nelle mani della Beata Vergine Maria della Neve del Monte Cervati, e con questo impegnando ciascuno di noi a uno speciale ricordo nelle preghiere per il Santo Padre. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con l'aiuto di Maria andiamo in pace. Grazie a Dio.
avevate prima visto. Ma non è, allora, noi abbiamo tutti quanti qua, no?